Terrore al calar del buio. A Marcon un comando armato di spranghe dà l'assalto a un bar. Stamattina i titolari di origine cinese sono ancora scossi e sul piazzale di fronte al locale di via Mattei raccontano ai clienti di tutti i giorni il loro incubo durato pochi interminabili istanti. Una felo così. Ho preso tanto paura ieri sera. Il comando criminale è organizzato, 4 uomini con una tuta nera e un cappuccio entrano in azione all'ora di chiusura. Con un'auto piombano davanti all'entrata, 3 banditi scendono, 2 bloccano il titolare, uno si avventa sulla moglie, la picchia, la colpisce con 2 pugni in testa. La testa ancora gonfia fino adesso, mi fa male. Sai. I banditi strappano alla titolare del bar la borsa con il portafogli, i documenti, le chiavi di casa e la valigetta con l'incasso della giornata, le monete delle slot e i pacchi nuovi del Gratta e Vinci, un bottino da 7.000 euro. Poi salgono di nuovo sulla macchina e fuggono. L'operazione dura un paio di minuti, durante i quali i rapinatori armati di spranghe di ferro non parlano mai. No, loro non fa la voce, non parla niente. Hanno un vestito tutto nero con una bassa montagna, non si vede, solo si vede occhio. Non si sta italiano o straniero. Nel momento in cui l'Audi dei rapinatori sgomma via, qualcuno prende la targa, ma è tutto inutile, l'auto risulta rubata. I carabinieri indagano sull'ultimo assalto criminale, stanno controllando anche le immagini delle telecamere di sicurezza. Oggi però tra gli avventori del bar serpeggia un misto di rabbia e rassegnazione. I carabinieri, poverini, è inutile che restino e la sera dopo stanno rincorrendo ancora le stesse persone. Non ci si sente sicuri nella casa propria, ma a prescindere dall'orario, notte, giorno, in qualsiasi ora, ormai loro non temono nessuno. Adesso vivete nella paura? Sì.